È martedì 3 dicembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. La cronaca prima di andare ai quotidiani di oggi, cominciamo con la crisi idrica, la pioggia aiuta la tregua ed arriva l'accordo per la diga Ancipa, sale il livello dell'acqua nell'invaso conteso, i sindaci ennesi accettano che si possano rifornire i comuni del Nisseno. Stamattina ci sarà un vertice a Palermo. Grazie alla pioggia che ha fatto alzare il livello dell'acqua si è reso più facile l'accordo con i sindaci dei comuni dell'Ennese che avevano occupato la diga Ancipa. Questo alla fine di una riunione a Ena alla presenza del prefetto e del coordinatore della cabina di regia regionale per la crisi idrica, Salvo Cocina, in videocollegamento. Dopo le proteste che avevano causato il distacco del flusso d'acqua verso i comuni di Caltanissetta e San Cataldo, si procede quindi alla smobilitazione. Un accordo che ci ha visti uniti sulla stessa linea, spiega il sindaco di Nicosia Bonelli, che aggiunge: l'erogazione dell'acqua dalla diga verso Caltanissetta e San Cataldo è condizionata al fatto che il volume dell'Ancipa non scenda sotto i 400.000 metri cubi. Se dovesse succedere, abbiamo chiesto e ottenuto che l'erogazione sia immediatamente sospesa. A Troina l'amministrazione comunale ha deciso di incontrare i cittadini per spiegare i termini dell'accordo, che prevede che le condotte vengano aperte su Caltanissetta per 3 giorni per consentire l'accumulo e 3 giorni per l'accumulo nei serbatoi dei 5 comuni dell'Ennese. Questo potrebbe consentire di ridurre le turnazioni che oggi prevedono l'acqua ogni 6-7 giorni. Entro venerdì al massimo i 2 comuni nisseni potranno essere sganciati dal sistema Ancipa grazie al completamento del bypass dell'acquedotto di Bulfi, ha detto Cocina, che ha spiegato che la quantità di acqua all'interno della diga Ancipa in 2 giorni è passata da 230.000 a 700.000 metri cubi, un aumento considerevole che assicurerà una riserva idrica minima per diversi mesi. Inoltre sarà riattivata la distribuzione dell'acqua di soccorso per Caltanissetta e San Cataldo. Accolgo con soddisfazione i risultati dell'incontro sull'emergenza idrica, ha detto il presidente della regione Schifani. Grazie alla collaborazione tra enti e all'attivazione dei nuovi pozzi di Butera sarà possibile assicurare una distribuzione equa e sostenibile senza compromettere le risorse del bacino. E chiaramente questo accordo che è stato siglato ieri, stamattina sui quotidiani regionali è presente, Emanuela? Sì, si parla naturalmente di emergenza idrica, di fragile tregua, scrive Repubblica a Palermo per quanto riguarda l'Ancipa, lo vediamo appunto in apertura. Accordo in prefettura, gli occupanti ennesi lasciano la diga e torna l'acqua a Caltanissetta. Schifani, troveremo rimedi stabili. E poi il caso della condotta mai finita, il caso dei 22 milioni non spesi. Andiamo a vedere appunto la notizia in primo piano. Scende la pioggia e la diga si riempie. Sull'Ancipa arriva una tregua. Stop alla protesta degli ennesi dopo appunto il vertice in prefettura. Sì alle erogazioni nel Nisseno. L'accordo prevede di completare i lavori di deviazione dell'acqua trovata nei pozzi per rifornire Caltanissetta. E qui vediamo la foto dell'Ancipa, la vediamo su questa pagina, ma anche a pagina 3, ecco, dopo le ultime piogge il livello è salito di oltre 6 metri. E poi a destra, qui in questa foto, vediamo il fiume Simeto, il cui affluente, il torrente Martello, potrebbe essere collegato all'Ancipa attraverso una condotta che però è un'incompiuta da 30 anni. E infatti, ecco qui il caso, la condotta incompiuta e lo spreco dei fondi anti-siccità. Proprio questo collegamento potrebbe aiutare quella che è poi la portata della diga dell'Ancipa, però sono 30 anni che si aspetta appunto quest'opera. Grazie Emanuela, fra poco torneremo da te. Adesso andiamo a Caltanissetta perché anche per Filippo Mosca c'è il via libera alla sua estradizione. Il giovane era diciamo in carcere in Romania, accusato proprio di detenzione di droga. Una decina di giorni fa la stessa decisione era stato preso per l'amico con cui era praticamente rinchiuso sempre nel carcere in Romania, Camilleri. Sentiamo il servizio.
Filippo Mosca sarà estradato in Italia anche per il giovane nisseno detenuto in Romania insieme all'amico Luca Cammalleri per importazione di sostanze stupefacenti. È arrivata la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha riconosciuto la sentenza del Tribunale di Costanza disponendo il suo rientro per continuare la detenzione in Italia. Adesso per Filippo Mosca, così come per Luca Cammalleri, per il quale era stata emessa sentenza il 13 novembre, saranno attivate le procedure di trasferimento che avverrà con tutta probabilità all'inizio del nuovo anno. La mamma di Filippo Mosca, Ornella Matraxia, che da sempre ha lottato per aiutare il figlio, inizialmente detenuto nel carcere di Costanza in condizioni che la famiglia ha definito disumane, ha commentato positivamente la sentenza che quantomeno consentirà al giovane di trascorrere il resto della pena in un penitenziario italiano. I due nisseni, che già hanno trascorso in carcere 1 anno e 7 mesi, dovranno scontare altri 6 anni. Da una parte sono più serena che Filippo arrivi in Italia, ha detto la mamma, dall'altro c'è l'amarezza di una pena troppo severa, 8 anni e 6 mesi senza un briciolo di prova e con un processo farlocco, ha commentato. La famiglia di Filippo Mosca ha fatto ricorso alla Corte europea e farà di tutto per far sì che venga rivista la condanna. Filippo Mosca e Luca Cammalleri furono arrestati in Romania dopo che una ragazza che era in loro compagnia si era fatta recapitare un pacco nell'albergo dove stavano trascorrendo le vacanze, all'interno del quale la polizia aveva trovato 150 grammi di droga. Nonostante la terza imputata si fosse assunta la piena responsabilità del possesso della sostanza stupefacente, i due nisseni sono stati condannati. Torniamo ai quotidiani, Emanuela. Vediamo la Sicilia, pagina 8, appunto la notizia, la troviamo qui. Nisseni arrestati in Romania per droga, Mosca e Cammalleri verranno estradati in Italia. E poi ci sono le parole appunto della mamma Ornella che dice: da una parte sono più serena che Filippo arrivi in Italia perché potrà avere un migliore sostegno psicologico e godere di condizioni migliori, però dall'altro resta l'amarezza di una pena appunto così severa, 8 anni e 6 mesi senza un briciolo di prova e con un processo farlocco, come abbiamo sentito anche nel nostro servizio. E poi vediamo anche la Gazzetta del Sud che torna ad occuparsi del caso di appunto Filippo Mosca e di Cammalleri, detenuti in Romania, via libera all'estradizione. I giudici di Caltanissetta riconoscono la sentenza del Tribunale di Costanza. Bene, adesso andiamo, si fa per dire, adesso andiamo a Noto, in provincia di Siracusa, per una vicenda che riguarda un'aggressione che è avvenuta in una scuola. Un alunno, dopo un rimprovero per atteggiamenti molesti, ha aggredito la preside. Lo studente è stato segnalato alla procura dei minori. Classi sempre più fuori controllo. Tra i banchi di scuola succede ormai di tutto, anche che un alunno di terza media colpisca la preside del suo istituto, il Maiore di Noto. Tutto sarebbe partito in classe quando il 14enne avrebbe lanciato qualcosa dalla finestra, forse una sedia. Così la professoressa gli avrebbe intimato di andare in presidenza. Un gesto disciplinare che in genere fa tremare le vene ai polsi degli studenti, ma non questa volta. L'alunno, convocato dalla dirigente, avrebbe reagito alla ramazzina o alla minaccia di un provvedimento, colpendola di sorpresa. La donna è stata portata in ospedale, non avrebbe ferite gravi ma sarebbe sotto shock. Una notizia che ha scosso tutto il paese e sulla quale dovranno fare chiarezza i carabinieri della compagnia. Pare che il ragazzino abbia un vissuto complicato e sia ospite di una casa famiglia. Le aggressioni ai docenti intanto sono sempre più diffuse. L'inasprimento delle pene per chi insulta o picchia il personale scolastico sembra non fare paura. Emanuela, non è il primo episodio che si verifica a scuola, l'aggressione a professori, a docenti, in questo caso ad una preside. No, tra l'altro siamo sulla Sicilia di oggi, vediamo violenza in una scuola di Noto, studente aggredisce la dirigente segnalato. Proprio a Noto c'è una folta comunità di docenti che da tempo è impegnata nell'andare a recuperare i giovani a rischio, un modo concreto per contrastare la dispersione scolastica che soprattutto nella comunità dei camminanti negli anni passati è stata particolarmente significativa. Resta naturalmente inquietante questo episodio dell'aggressione alla dirigente scolastica, che adesso sarà costretta a prendere provvedimenti, a fare un'ulteriore segnalazione ai servizi sociali. E poi vediamo anche la Gazzetta del Sud, Noto, donna ferita, studente di 14 anni aggredisce appunto la preside. Insomma, vediamo una notizia che è stata riportata da tutti i quotidiani.
Un aggiornamento della mattina adesso: un giovane gelese di 24 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo domiciliare effettuato nel quartiere Cantina Sociale sono stati sequestrati 6 kg di hashish ed 1 chilo di marijuana. Al termine delle attività il pusher è stato rinchiuso nel carcere di Gela. Gli investigatori adesso stanno lavorando alla ricerca di eventuali complici del giovane. E adesso siamo a Catania, a Sant'Agata, alla festa di Sant'Agata tra speranza e libertà, è il tema conduttore delle celebrazioni della patrona di Catania per l'edizione 2025. Diverse le novità, su tutte l'esposizione delle reliquie il 29 dicembre assieme a quelle di Santa Lucia. Sant'Agata, segno di speranza e testimone di libertà. Questo è il tema della festa della patrona di Catania del prossimo febbraio. Speranza perché si può uscire da tutto ciò che degrada l'uomo. Libertà perché per uscire da tutto questo dobbiamo avere la forza e un motivo per liberarci. Attendere che qualcuno ci dia una mano, ma volerlo fortemente anche noi. Una festa che vuol coinvolgere sempre più i giovani, a cui farà da preludio il 29 dicembre l'apertura in cattedrale dell'anno giubilare, che vedrà l'arrivo a Catania da Venezia delle reliquie di Santa Lucia. In contemporanea sarà esposto anche il busto reliquiario di Sant'Agata. In circostanze diverse hanno saputo dire l'importanza della fede per la vita, una fede che non può fare compromessi con l'illegalità e con la mafia. Tante le novità della festa edizione 2025, il premio dell'Arcidiocesi che sarà consegnato a testimoni credibili di speranza e libertà, un convegno internazionale di carattere storico su Catania religiosa e civile, una mostra a Londra. Il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, celebrerà il pontificale del 5 febbraio. A salire sulla carrozza del Senato anche quest'anno non sarà il sindaco trantino, ma 3 ragazzi che avranno vinto il concorso Catania è Casa. È anche l'occasione per incoraggiare i nostri giovani a partecipare alla campagna, in questo caso di comunicazione Catania è Casa. Alcuni spettacoli si svolgeranno all'Anfiteatro Romano, il concerto della sera del 3 febbraio e poi ancora concorsi, pellegrinaggi, tutti eventi che mirano a coinvolgere i giovani. E ripartiamo dai quotidiani proprio dalla presentazione del programma per i festeggiamenti agatini del 2025. Sì, intanto vediamo la prima pagina della provincia di Catania della Sicilia. Ecco qui i giorni di Agata, Arcivescovado, presentato ieri mattina il programma della festa, previsto un incontro con Santa Lucia. Le reliquie delle 2 martiri saranno esposte in cattedrale ed esposte alla venerazione dei fedeli. E poi andiamo a vedere appunto all'interno anche Santa Lucia si unisce alla festa in onore della patrona. Sant'Agata, segno di speranza e testimone di libertà pontificale, con il cardinale Zuppi trantino che rinuncia alla carrozza. Dicevamo che i festeggiamenti, come abbiamo sentito nel servizio, avranno inizio il 28 dicembre, quando in serata arriveranno le reliquie di Santa Lucia in piazza San Placido, che verranno poi portate in processione in cattedrale. Le sacre reliquie punteranno verso la cappella di Sant'Agata, dalla quale uscirà appunto il busto reliquiario di Sant'Agata. Vediamo le altre notizie, Angelo, vediamo anche le prime pagine. E allora riprendiamo da Repubblica Palermo, oltre naturalmente all'emergenza idrica, vediamo anche Gesso, il paese blindato, il paese della provincia di Messina, che attende Jill Biden, che arriverà domani. E qui uno striscione del 2020 in onore appunto della First Lady, che aveva un nonno appunto originario di Gesso prima che emigrasse nel 1900 negli Stati Uniti. E poi vediamo ancora all'interno qualche notizia, vediamo per esempio per quanto riguarda la politica, Walzer negli assessorati, in arrivo il Repulisti, ecco il borsino dei dirigenti generali, scrive oggi Repubblica Palermo. In ascesa c'è Salvatore Cocina, il capo della protezione civile regionale, anche Giovanni Bologna, dirigente di grande esperienza e capo dell'ufficio legale.
Natale. Poi Margherita Rizza, anche lei dirigente in ascesa attualmente agli affari extra regionali. In bilico invece ci sarebbero le poltrone di Leonardo Santoro, che era stato scelto da Nello Musumeci per guidare l'autorità di bacino della regione, potrebbe non essere confermato. Maurizio Pirillo, dirigente all'istruzione e formazione, e poi Giuseppe Burgio, dirigente all'energia. Non sarebbe tra i favoriti di Schifani, che annuncia di voler confermare appunto pochi nomi. Pesano i veti degli alleati. Lasciamo la Repubblica di Palermo, vediamo invece la Sicilia di oggi, con l'Ancipa naturalmente, le piogge che aiutano la tregua, e poi vediamo il famoso film cult degli anni 90, Mamma ho perso l'aereo. Questa oggi è stata la foto che ha scelto la Sicilia in maniera anche simpatica per parlare chiaramente del caro voli. Chi rinuncia a rientrare in Sicilia, chi anticipa le feste di fine anno, come convivere con il caro voli. Allora andiamo a vedere, perché ci sono anche alcune interviste di chi naturalmente sulla propria pelle paga le conseguenze di questi aumenti spropositati. I viaggi inversi contro il caro voli. Io ho anticipato le mie vacanze, quindi genitori che raggiungono i figli, chi sceglie la macchina e chi già torna al lavoro. Insomma, ognuno cerca di organizzarsi come può, naturalmente all'insegna del risparmio. E qui vediamo un giovane, Valerio Coco, che ha anticipato il Natale, quindi le sue feste saranno, diciamo, fuori da quelli che sono i classici giorni appunto natalizi. Poi Federico Fariselli tornerà invece in auto, ha scelto questo mezzo per raggiungere i suoi e la Sicilia. E poi Gabriele Coco, che aspetta in Veneto i suoi genitori, quindi vacanze al contrario, non si torna in Sicilia, ma sono i familiari che raggiungono appunto i figli fuori sede. Vediamo la Gazzetta del Sud, con la sanità in primo piano. Ecco qui 500 assunzioni, medici, infermieri e personale amministrativo copriranno i vuoti d'organico, via libera ai concorsi che saranno banditi dalle ASP e dalle aziende ospedaliere. E poi si parla ancora dei casi delle morti sospette all'ospedale Papardo nel reparto di cardiochirurgia. Salta il sopralluogo al Papardo, i dirigenti non rispondono ai PM. È saltato di mattina il sopralluogo appunto all'ospedale per il prosieguo dell'inchiesta sulle morti sospette a cardiochirurgia. Nel pomeriggio i dirigenti dell'ospedale di Blasi e Cardia si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti ai PM. Vediamo altre notizie, anche qui Jill Biden che va a gesso, arriva la conferma della Casa Bianca. E poi ancora via Taormina, giù le prime 10 baracche a Messina, operazioni molto complesse per la presenza di amianto sottoterra. Va avanti il piano di risanamento. Andiamo a vedere all'interno qualche approfondimento. Ecco, vediamo questo in primo piano: 500 posti nella sanità siciliana, a Palermo e Catania le quote di assunzioni più rilevanti. L'obiettivo è coprire i vuoti provocati dall'esodo di professionisti, come sappiamo bene, verso le strutture invece private. Quindi via libera ai concorsi per medici, infermieri e personale amministrativo nelle ASP e nelle aziende ospedaliere. A Catania, ecco, diamo qualche dato: selezione per 189 posti. E poi ci sono anche le selezioni a Villa Sofia, il bando record a Palermo. Insomma, un po' in tutta la Sicilia si cercano e verranno introdotti nuovi medici, nuovi operatori sanitari. Poi vediamo qui la guerra dell'acqua tra comuni ennesi e Caltanissetta, la pioggia alza il livello dell'Ancipa, siglata la tregua. E poi restiamo qui per vedere questa notizia. C'è un contributo dell'Università di Messina per partecipare a questo progetto che tutela l'asino in via di estinzione, iniziativa promossa dall'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia. E qui vediamo appunto l'asino in via di estinzione
questi asini grigi che tra l'altro sono stati raccontati dalle novelle di Verga. Andiamo ancora avanti, vediamo il giornale di Sicilia, anche qui la sanità, maxi concorso in arrivo, non solo medici ma anche avvocati, architetti e ingegneri tra i 263 posti all'ASP del capoluogo, qua naturalmente parliamo di Palermo. Pubblicato il bando più atteso, selezioni anche a Villa Sofia, ecco il punto completo su tutte le figure professionali che vengono ricercate in Sicilia. E poi oggi la presentazione all'ARS della nuova rete ospedaliera, restano i pronto soccorso a Petralia e Corleone. Vediamo questa foto, la festa al Teatro Massimo per i riconoscimenti del Comune, il genio si fa in 10, anzi 11, Palermo che premia le sue eccellenze. Grazie Emanuela, adesso come ogni mattina vediamo qual è la situazione sulle strade, le autostrade, le strade statali e autostrade della Sicilia orientale. Lo facciamo grazie alla Polstrada, il compartimento Sicilia orientale. Buongiorno al sovrintendente Vito Giovanni Russo. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori della sezione di Catania del compartimento Polizia della Sicilia orientale. Diamo subito uno sguardo alla viabilità sulle autostrade e sulle principali strade statali della Sicilia. Dove al momento non vi sono particolari... Abbiamo un problema sull'audio che è un po' troppo basso, cerchiamo di ripristinare un po', lo sentiamo, forse magari... Allora, ci fermiamo un attimo, facciamo una breve sosta e poi andremo a collegarci di nuovo con la Polstrada. Allora, eccoci di nuovo insieme, speriamo di aver risolto i problemi di audio con il collegamento con la Polstrada. Ancora una volta buongiorno al sovrintendente Vito Giovanni Russo, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori, scusate per la problematica tecnica, dalla sezione di Catania del combattimento Polizia Stradale della Sicilia orientale. Diamo subito nuovamente uno sguardo alla viabilità sulle autostrade e sulle principali strade statali di nostra competenza, dove al momento non vi sono particolari criticità oltre ai consueti rallentamenti. In particolare sulla 18 Messina-Catania in direzione Catania registriamo dei rallentamenti soprattutto da Cireale a Catania a causa di un restringimento della carreggiata per lavori di ripristino della sede stradale post alluvione. Consueti rallentamenti dovuti all'ora di punta anche sulla diramazione della 18 in direzione Catania e sulla tangenziale di Catania sin dallo singolo Paese Sinnei in direzione sud, quindi in direzione Siracusa. Sulla A20 Messina-Palermo nessuna criticità al momento, ma la carreggiata direzione Messina rimarrà chiusa tra Brole e Patti nelle ore notturne dalle 22 alle 06 e quindi è ovvio il percorso alternativo utilizzando la statale 116. Sulla 19 Catania-Palermo persiste la chiusura dello singolo di Enna in direzione Palermo per chi proviene da Catania deve uscire a Molinello. Per quanto riguarda le strade statali abbiamo qualche rallentamento sulla statale 121 tra Piano Tavola e Mister Bianco in direzione Catania, mentre sulla 192 Valle di Taino vi è l'interdizione al traffico veicolare in entrambe le carreggiate per la demolizione dell'omonimo ponte ed è quindi necessario il percorso alternativo autostradale della 19 dagli singoli di Agira e Cadenova e viceversa. Questa è la situazione attuale, ovviamente sempre in continua evoluzione durante la giornata, pertanto vi raccomando sempre il rispetto delle norme di comportamento previste dal codice della strada. Rispettate i limiti di velocità e la distanza di sicurezza. Vi basti pensare che un veicolo che viaggia a 100 km/h in un secondo, un tempo impercettibile, ma tempo medio di reazione alla percezione del pericolo, percorre già quasi 28 metri prima di iniziare a rallentare e a questi se ne aggiungono ulteriori 55 metri prima di fermarsi se il veicolo e la sede stradale sono in condizioni ottimali. Possono sembrare solo semplici numeri, ma in realtà sono numeri che incidono significativamente su quel bene prezioso che è la nostra vita. Con questa valutazione che mi auguro possa avere gli effetti desiderati per i quali insieme ai colleghi ci spendiamo quotidianamente, dal compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale vi auguriamo una serena giornata.
Grazie, una buona giornata a voi e buon lavoro per quello che quotidianamente fate per garantire la sicurezza chiaramente sulle strade della nostra regione, di tutta l'Italia, perché chiaramente in tutta Italia garantite sicurezza e controlli. Adesso vediamo un po' che cosa succede realisticamente sulle strade di Catania, perché diamo uno sguardo a quella che è la situazione alla circonvallazione, al Tondo Gioieni, un traffico non esagerato però rallentato soprattutto in direzione ovest, almeno per quello che stiamo osservando in queste immagini. Diciamo che la situazione è abbastanza comunque scorrevole. Dal Tondo Gioieni, dalla circonvallazione, siamo adesso su via Vincenzo Giuffrida, altra arteria importante, una via di ingresso e di uscita dalla città, situazione che incomincia a essere un po' caotica in entrata, un po' più fluida, vediamo, in uscita dalla città, per intenderci, in direzione viale Mediterraneo. Adesso, viste la situazione traffico, torniamo di nuovo ai quotidiani. Immagino i quotidiani hanno tante notizie che riguardano l'aspetto politico, chiaramente, che riguarda la nostra Italia, ma anche sono fatti internazionali che incidono ogni giorno e quotidianamente. Guarda, mi riaggancio invece alla situazione traffico, Angelo, perché proprio l'auto oggi è al centro, è la notizia del giorno con il caso appunto Stellantis, è un po' l'apertura di tutti i quotidiani. Diciamo che il settore dell'automotive non sta godendo di buoni momenti purtroppo in questi mesi, in questo anno, ma veniamo a casa nostra perché si è dimesso Tavares, l'amministratore delegato appunto di Stellantis, e quindi questo ha gettato in crisi ulteriormente il comparto appunto dell'automobile. E allora vediamo il Sole 24 Ore, Stellantis cade sul caso Tavares, crisi dell'auto, l'incertezza spinge il titolo a meno 6,3%, quindi crolla anche il titolo in borsa. La capitalizzazione ha perso il 44% in un anno. Possiamo dire che questo è l'anno nero proprio per quanto riguarda il settore dell'automobile. La selezione poi del nuovo CEO in fase avanzata però arriverà nella prima metà del 2025, questo lo ha annunciato lo stesso Elkann in una lettera poi naturalmente che è seguita a questa notizia delle dimissioni di Tavares. Meloni che dice difenderemo il lavoro, Urso conferma l'incontro del 17 dicembre appunto con il presidente di Stellantis John Elkann. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano e vediamo come viene raccontata questa notizia. 160 milioni a Tavares per i suoi fallimenti. Il CEO dimissionario premiato per i suoi flop. Quindi oggi il Fatto Quotidiano si concentra proprio sulla figura dell'ex ormai amministratore delegato di Stellantis. Nel 2023 il manager ha guadagnato come 333 suoi dipendenti. Con lui 10.000 esuberi e produzione in Italia giù ai livelli, pensa, del 1957. E ancora vediamo il Manifesto, perché dicevamo che la crisi non riguarda soltanto l'Italia, Stellantis, ma riguarda tante aziende, come per esempio il caso di Volkswagen, un'azienda solida, la famosa casa tedesca da 100 anni, quasi 100 anni sul mercato, stop alla produzione in tutto il paese, si fermano 66.000 operai. In Germania il primo sciopero di avvertimento alla Volkswagen è un successo, no ai licenziamenti ma anche più salario, una lezione per tutta l'Europa alle prese con la crisi dell'auto, appunto a cominciare dall'Italia. Il titolo che è stato scelto oggi è questo: scuola guida.
E ancora vediamo il Corriere della Sera, come puoi vedere appunto l'apertura è questa oggi, Stellantis caduta e tensioni, crollo in borsa dopo l'addio di Tavares, il caso della buona uscita da 100 appunto milioni, Istat, poi cala la disoccupazione, i partiti, Elkann riferisca in Parlamento, Meloni difenderemo posti di lavoro e indotto. Vediamo anche le altre notizie perché intanto a proposito di Meloni, ecco il nuovo ministro per gli affari europei, il fedelissimo appunto di Giorgia Meloni, Foti, prenderà il posto di Fitto. Bignami invece lo sostituisce perché lui era il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, quindi Bignami prenderà il suo posto alla Camera. E poi a proposito di politica invece ci trasferiamo in Francia perché la Francia è nel caos. Le elezioni sono state soltanto pochi mesi fa, quest'estate, eppure si è di fronte ad una nuova crisi di governo. Pronta la sfiducia infatti al governo Barnier, questo grazie all'asse Le Pen-Mélenchon. Le Pen naturalmente rappresentante della destra con Rassemblement National e poi Mélenchon invece rappresentante della sinistra. Andiamo a vedere invece negli Stati Uniti cosa è accaduto. Biden grazia il figlio e Trump dice si tratta di un abuso, l'annuncio per Hunter appunto che ha avuto problemi con la giustizia. Questa è una delle ultime mosse di Biden che possiamo dire sta concludendo questo suo mandato non certo nel migliore dei modi, diciamo sta facendo una serie di azzardi che non stanno piacendo assolutamente all'opinione pubblica. E poi invece andiamo alla cronaca italiana, vediamo questa immagine che è diventata un simbolo, un'immagine drammatica di 3 ragazzi che si stringono al centro del greto di un fiume in piena per cercare di aiutarsi. Queste sono le 3 vittime del Natisone annegati. Adesso arriva la sentenza, fu omicidio colposo, infatti per questa morte ci sono adesso 3 vigili del fuoco della centrale operativa di Udine che sono indagati proprio per la tragica fine di questi giovani. E poi invece in Italia per quanto riguarda gli affitti brevi, le famose case vacanze, ci saranno dei cambiamenti, l'annuncio è del Viminale, chiavi e check-in, cambia l'affitto breve, stop alle key box intanto che sono delle cassette di sicurezza che servono per facilitare il check-in perché il proprietario appunto dell'immobile cosa fa? Detta un codice al turista che sblocca così questa cassetta e lì dentro trova le chiavi, quindi è un modo diciamo rapido per fare il check-in, ma chiaramente si eludono tanti controlli perché molte volte i proprietari non sanno chi è fisicamente la persona che hanno di fronte, quindi proprio per evitare questo adesso verranno introdotti i check-in in presenza. Andiamo a vedere il Messaggero del Veneto. Appunto la notizia in primo piano è questa del Natisone, ci sono i 4 indagati, sono 3 vigili del fuoco e un infermiere della sala operativa regionale dell'emergenza sanitaria. Il Dipartimento Nazionale dei Pompieri dice fiducia nella magistratura, le difese attendiamo gli atti. Ancora andiamo a vedere il Giornale con il caso Stellantis e Meloni che blinda i lavoratori, difenderemo occupazione e indotto del settore, ha detto il Premier, opposizione e maggioranza chiedono che il gruppo appunto riferisca in Parlamento. Già ultimamente John Elkann si era sottratto a questo incontro appunto in Parlamento per parlare di questa crisi che come abbiamo visto non è nata ieri ma già va avanti da parecchi mesi. E poi anche qui vediamo la Francia nel caos, Macron assediato, c'è chi chiede adesso addirittura le dimissioni del Presidente perché ricordiamo che siamo quasi alla vigilia di una nuova crisi di governo a pochi mesi dal voto, quindi adesso lasci la debacle appunto di Parigi. Vediamo Repubblica. Anche qui vediamo Barnier a un passo dalla crisi e poi Biden che grazia invece il figlio Hunter. Ancora vediamo nel taglio basso
una notizia di cui si è parlato tanto in questi giorni, e tu chiaramente puoi confermare, Angelo. Così abbiamo salvato la vita a Bove, Edoardo Bove, questo giocatore della Fiorentina che si è accasciato durante la partita per un malore. È stato un attacco cardiaco, adesso è stato estubato. Queste le ultime novità per quanto riguarda questo giovane atleta, però si cerca di capire cosa ci sia alle spalle, dietro a questo malore, appunto, che fortunatamente non è stato risolto. Diciamo che non ha portato conseguenze gravi per il giovane atleta della Fiorentina. Speriamo che possa al più presto intanto uscire dall'ospedale e poi chiaramente si cercherà di capire se, come in altri casi si è verificato, ci sono magari delle cause non conosciute o diciamo, qualcosa di imprevedibile, perché purtroppo per alcune patologie non è possibile magari attraverso esami strumentali poter verificare. Sì, perché poi non è la prima volta che accade una cosa del genere, comunque, di che atleti ai massimi livelli poi accusino dei malori come questi. E la domanda che ci si chiede, ma sono dei ragazzi comunque super controllati, com'è possibile che appunto questo possa sfuggire comunque a un team medico, comunque anche... Comunque i giocatori, gli atleti in genere hanno dei permessi speciali per poter fare quello che fanno, quindi sono sottoposti a delle visite, a dei controlli. Evidentemente in alcuni casi ci sono delle patologie che non si mostrano in maniera aperta e quindi è difficile da poter e se ci sono poi verificare se esistono veramente queste patologie oppure nascono all'improvviso. Chiaramente saranno poi i medici della federazione, i medici di medicina sportiva a stabilire cosa è effettivamente successo dopo chiaramente le dimissioni del giovane atleta della Fiorentina. Ci fermiamo, Emanuela, per adesso con la rassegna stampa. Ci ritroviamo con te più avanti nel corso della nostra mattinata. Adesso vediamo le previsioni meteo e dopo il primo degli ospiti della nostra mattinata parleremo di storia del cinema in Sicilia. Lo faremo con Franco Lamagna, che è un critico cinematografico e anche storico del cinema. A fra pochissimo. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di domani prevalenza di sole sulle regioni di nord-ovest, variabilità su quelle di nord-est, mentre su parte del centro-sud transiterà una perturbazione che porterà fenomeni a carattere sparso. E dunque sulla Sicilia avremo una giornata nel complesso stabile e assolata, ma con della variabilità sul versante occidentale, così come anche sul messinese, dove sarà possibile qualche locale goccia di pioggia. Temperature massime che localmente raggiungeranno i 20-21 gradi. E dunque per la giornata di mercoledì inizialmente il contesto si manterrà stabile e asciutto, una giornata soleggiata, ma poi la situazione tenderà a cambiare nella seconda parte del giorno, quando avremo un aumento progressivo della nuvolosità su tutto il territorio, con qualche locale pioviggine sulla provincia di Messina. Valori massimi che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Rieccoci, siamo di nuovo insieme e come annunciato con noi in studio c'è Franco Lamagna. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Benvenuto, critico cinematografico e anche storico del cinema. Fra poco parleremo anche del suo nuovo libro, La storia del cinema in Sicilia. Ma intanto qualche giorno fa uno dei più grandi attori ma anche registi, diciamo dell'ultimo secolo, perché 89 anni sono 89 anni, quelli di Woody Allen, ha festeggiato il compleanno. Rivoluzionario Woody Allen, certamente nel mondo del cinema.
Ma Allen è stato sicuramente uno dei più prolifici, longevi autori contemporanei del cinema. Non a caso lui può essere sicuramente considerato uno dei grandi autori perché Allen i suoi film li scrive, lui è un soggettista, sceneggiatore e quindi entra a pieno titolo, diciamo, nella autorialità. Per essere autori bisogna non soltanto dirigersi o autodirigersi, come ha fatto lui nella gran parte dei suoi film, ma anche scrivere i soggetti e le sceneggiature. E sicuramente Allen, insieme, lo dicevo, insieme ai grandi autori del XX secolo, lui sta a cavallo tra i due secoli e quindi può essere considerato alla pari di tutti i grandi autori, e cioè di Kurosawa, di Jacques Tati, e continua a prolificare. Che cosa ci lascia con le sue opere? Woody Allen, cioè, voglio dire, è stato, abbiamo sottolineato prima, non solo autore, regista, interprete, è un personaggio poliedrico, c'è da imparare tantissimo. Lui ha esplorato, diciamo, con la lente di un entomologo i rapporti tra gli esseri umani, perché al centro della sua riflessione teorica che ha spettacolarizzato, io amo accostarlo anche a Fellini, perché Allen ha portato sullo schermo anche le sue nevrosi, cioè è riuscito a fare delle sue nevrosi una materia di spettacolarizzazione. E quindi dicevo che ha esplorato con grande profondità questi rapporti umani, cioè nei suoi film c'è sempre come dire, questo incontrarsi e scontrarsi tra due esseri, e quindi al centro c'è sempre questo rapporto sentimentale. Per lui è di straordinaria importanza mettere in scena appunto il rapporto tra due esseri umani. Lui, sappiamo bene, ha avuto una vita sentimentale molto travagliata. Molto travagliata. Sì, è bene anche non entrare nel merito, perché ha subito anche dei processi, insomma, per cui tutto questo in qualche modo si riflette anche nei suoi film. Allora, il passo da Woody Allen alla storia del cinema italiano, siciliano in particolare in questa circostanza, è breve, è lungo, perché arriviamo adesso al libro, cioè, dire, ci sono dei punti di contatto, possiamo trovare dei punti di contatto tra il cinema di Woody Allen e quello italiano, ma siciliano in particolare, nel caso specifico? Ma quello è il libro lo facciamo vedere, eccolo qui, chiedo alla regia magari se possiamo. Storia del cinema in Sicilia dal 1895 al 1931. Sì, io mi sono appassionato in modo particolare, diciamo, a questi primi decenni del cinema, perché la macrostoria del cinema italiano, che Giampiero Brunetta definisce sempre una grande storia, la macrostoria ha trascurato, ha marginalizzato molto la Sicilia, quindi questo in qualche modo è un volume piuttosto tosto, è un tomo di circa 1 chilo. È un compendio praticamente. Sì, molto, perché riassume anche in parte le mie ricerche precedenti, e quindi io ho approfondito le ricerche, ho assemblato questo materiale diciamo un po' disaggregato, ho messo insieme razionalmente e, andando oltre, ho appunto deciso di intraprendere questa nuova avventura editoriale, con l'imprimatur di Giampiero Brunetta, che io ho sempre considerato il maggiore storico del cinema italiano, che ha voluto scrivere e farmi dono di questa sua introduzione. Tant'è vero che
Il testo, diciamo, che è stato attenzionato dalle giornate del cinema muto di Pordenone, che sono giunte alla 43esima edizione e che costituiscono sicuramente la maggiore kermesse cinematografica al mondo del cinema muto. In questo libro, diciamo, c'è la nascita del cinema in Sicilia, ma nella nostra regione, così come anche in tutta Italia, all'inizio della proiezione non era così semplice, non era facile poter vedere un film, perché addirittura si improvvisavano delle sale cinematografiche, diciamo, certo, all'aperto. Le sale non esistevano neppure, perché il cinema ci ha messo quasi 10 anni per trovare una propria casa. Esiste una data fetish di nascita che è il 28 dicembre del 1895, quindi una proiezione dei Lumière al Salon Indien del Café des Capucines e quindi nel Boulevard des Capucines, ma in realtà a quella data in precedenza si erano già registrate altre proiezioni, però erano proiezioni non a pagamento. Ecco, i Lumière hanno avuto, i due fratelli Lumière, l'intelligenza e l'intuizione di mettere un biglietto d'ingresso, e quindi da quel momento, visto che il cinema ha bisogno anche delle mitologie, si fa nascere il cinema il 28 dicembre del 1895. In Sicilia arriva in pratica quasi su, cioè il cinema si distingue per questa straordinaria diffusione, cioè la diffusione è immediata. Il cinema arriverà in Sicilia appena l'anno successivo. A Catania, per esempio, arriva nel novembre del 1896 ad opera, questo dalle mie ricerche, di 3 fratelli di Barcellona Pozzo di Gotto, cioè i fratelli Lentini, che erano macchinisti del Teatro Mandanici. A Palermo arrivano invece le prime macchine, cioè il kinefotografo, che è una macchina inventata ma soltanto per la visione individuale, che poi diventerà visione collettiva. Però invece a Catania arriveranno queste prime macchine ad opera, ho detto, dei fratelli Lentini, che appunto sia in via Etnea che a Palazzo degli Elefanti, cioè al Palazzo del Comune, introdurranno i catanesi al cinema, tampinati, bisogna dirlo subito, da Nino Martoglio, che è stato uno dei pochi intellettuali ad innamorarsi immediatamente del cinema e che diventerà produttore cinematografico e regista, uno dei più importanti del cinema muto. Tutte queste informazioni si trovano dentro il libro. Stanno tutte lì. Allora, questo diciamo è la storia, sono le fondamenta del cinema in Sicilia. E da questo punto di partenza, da queste fondamenta, cosa possiamo dire oggi del cinema siciliano? Beh, la Sicilia continua a dare un grande contributo al cinema. E cioè non soltanto in termini di location, perché immediatamente per la sua straordinaria luminosità e morfologia del terreno il cinema italiano si accorge della Sicilia e viene a girare qui in Sicilia anche primi film dei primissimi anni. Ma non soltanto il cinema italiano, anche il cinema europeo, i francesi, gli inglesi scoprono la Sicilia. Ma poi continua a dare anche un grande contributo dal punto di vista attoriale, così come è stato nei primi decenni del secolo. Noi vantiamo grandi protagonisti, basti fra tutti Giovanni Grasso, considerato addirittura il catanese Giovanni Grasso il più grande tragico del mondo, oppure la messinese Pina Menichelli, quindi una delle grandi dive del cinema muto. Noi continuiamo a dare attori, registi, quindi maestranze, per cui ancora una volta la Sicilia
è perfettamente incuneata nella produzione del cinema nazionale, e lo fa appunto in modo abbastanza generalizzato, cioè con attori, registi, sceneggiatori, così come ha fatto nei primi decenni. Quindi del diciamo mondo. è in linea con quella che è la tradizione passata, anche oggi ci ritroviamo. Continuiamo. Fortunatamente continuiamo. Grazie a Franco Lamagna. Ricordate, storia del cinema in Sicilia, 1895-1931, stiamo vedendo per l'appunto la copertina, un libro edito da Algra Editore. In bocca al lupo per questa bella esperienza, grazie per essere stato con noi, per averlo presentato questa mattina a Buongiorno Sicilia. Magari ci ritroviamo più avanti per capire che cosa il pubblico siciliano chiede al cinema, cioè visto dall'altra parte. Magari potremmo approfondire questo tema, che non è un tema diciamo facile da risolvere in pochissimo. Sociologia degli spettatori, non è una cosa semplice. Grazie a Franco Lamagna, che è critico voi. cinematografico, storico di cinema, stamattina in veste proprio di autore della storia del cinema in Sicilia. Ci fermiamo, fra poco attiveremo un collegamento, andremo a Palermo per parlare di intelligenza artificiale e del ruolo dell'intelligenza artificiale, come l'intelligenza artificiale può aiutare l'Ateneo di Palermo nella circostanza, ma gli studenti certamente nel poter usufruire dei servizi. Tutto questo fra pochissimo. Rieccoci insieme a Buongiorno Sicilia e come anticipato adesso andiamo a Palermo, ci colleghiamo con il professore Pietro Paolo Corso. Buongiorno professore. Buongiorno. Grazie per essere stato oggi, per essere con noi. Lei è delegato del Rettore ai progetti straordinari alle infrastrutture digitali proprio nell'Ateneo. E di infrastrutture digitali stamattina parliamo perché grazie all'intelligenza artificiale è stato realizzato questo assistente virtuale, che è una vera e propria rivoluzione, perché si può fare di tutto e di più. Allora, adesso andiamo con ordine, cerchiamo di capire che cos'è questo assistente virtuale. Ha un nome intanto? Di fatto ancora non è stato battezzato, non ha un nome chiaro. Ci siamo concentrati piuttosto sui risultati, piuttosto che sulla denominazione. E quali sono questi risultati? Quali sono questi risultati? Sì, allora i risultati sono, se vogliamo, paradossalmente un po' al contrario rispetto a quanto ci si possa attendere, nel senso che io vi ringrazio dell'invito, ma in effetti l'assistente virtuale è stato implementato presso l'Ateneo ormai da circa 1 anno e mezzo. Diciamo in sordina. In che senso? Nel senso che se voi giornalisti provate ad andare indietro nel tempo e riscoprire le cronache di 2, 3, 4 anni fa, scoprirete che l'Ateneo di Palermo, a differenza di quanto accade negli ultimi anni in relazione alle iscrizioni e alle immatricolazioni, era sulle cronache dei giornali. In modo negativo però, perché c'erano sempre le notizie relative ai disservizi presso le segreterie, le code degli studenti alle segreterie. Da 2 anni non si parla più, né in bene né in male, di questo momento, di questi momenti dell'Ateneo. Allora il responsabile è proprio questo assistente virtuale. Esatto. Allora dobbiamo dirla tutta, il responsabile dell'assenza del disservizio è il combinato disposto di una serie di interventi che abbiamo posto in essere, uno dei quali è sicuramente l'assistente virtuale, un altro è legato ad una riorganizzazione logistica delle segreterie che si avvale anche dell'assistente virtuale. Questo perché? Perché l'assistente virtuale dispiega le sue potenzialità legate all'intelligenza artificiale, le quali ora magari parleremo, sotto 2 forme. Una, quella del portale, attraverso quello che si chiama un chatbot, cioè la possibilità per gli utenti di poter interagire col portale attraverso una chat. Dall'altro lato abbiamo integrato l'assistente virtuale all'interno del nostro sistema di call center. Quindi quando gli studenti chiamano il numero verde dedicato dell'Ateneo,
una parte delle chiamate viene automaticamente smistata al voicebot, che è il gemello del chatbot, il quale interpreta il vocale dello studente e interagisce con lo studente in modo verbale. Quindi abbiamo appunto a tutti gli effetti integrato gli strumenti di intelligenza artificiale in un'interazione sia scritta sia verbale con i nostri studenti, producendo dei risultati oggettivamente assolutamente gratificanti. Professore, questo assistente virtuale che praticamente non conosce riposo, perché lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 30 giorni su 30, 365 su 365. Certo. Le faccio adesso una domanda maliziosa, ma non è che poi toglie lavoro a chi effettivamente poi, diciamo, sta sul posto in segreteria? Questa è una domanda, diciamo, fra virgolette cattiva, no? Certo, no, ma è tutt'altro che cattiva, è una domanda assolutamente pertinente e di fatto questo è il grande dilemma dell'intelligenza artificiale, nel senso che sicuramente a fronte di un servizio di qualità che è dimostrato, se vogliamo in questo caso dalla cronaca o dall'assenza di una cronaca negativa, sicuramente corre questo rischio o fa correre questo rischio, ma a chi? A tutta una serie di ruoli, definiamoli poveri, nel senso di poco ricchi di contenuto, o meglio, il nostro assistente virtuale l'abbiamo integrato con la banca dati regolamentare e informativa dell'Ateneo per fornire informazioni, tra virgolette, ovvie, agli utenti che o non hanno il tempo e la voglia di andare a cercare queste informazioni sui nostri canali istituzionali, oppure hanno misinterpretato qualche informazione. Questo tipo di attività non prevede chissà quale livello di intelligenza, quindi, come dicevamo, rischia di togliere il lavoro sicuramente ad un call center di primo livello non proprio raffinatissimo. Dall'altro lato però il rischio c'è ed è assolutamente concreto, legato a quella che può essere l'evoluzione ulteriore dell'intelligenza artificiale. Io da questo punto di vista faccio un po' un richiamo ad un'altra epoca storica nella quale si è andati incontro pure ad una rivoluzione, che era quella industriale. Tra la fine del Settecento, l'Ottocento, inizi dell'Ottocento, anche lì ci imbattemmo in una rivoluzione che per alcuni versi è analoga. Con una differenza però, in quel caso in qualche modo si trattò di una rivoluzione della manovalanza, dai campi verso l'operaio nella fabbrica. Adesso invece tutta una serie dell'analogo degli operai di un tempo rischia veramente di trovarsi senza un mestiere. Si pensi agli autisti, ai commessi, ai portieri, tutti quelli che sono lavori poveri rischiano di scomparire e dall'altro lato i soggetti che sono coinvolti in questo tipo di attività potrebbero faticare parecchio a trovare una ricollocazione, proprio perché, come dicevamo prima, questa ricollocazione può avvenire solo a fronte di un sapere, un mestiere che è molto più ricco di contenuti di quanto non lo fosse un tempo. Professore, soltanto per chiudere, diciamo che questa attività, mi dica soltanto sì o no, dell'intelligenza artificiale, verrà ulteriormente implementata? Ci sono dei progetti per implementarlo? Assolutamente sì, estenderla al momento è implementata prevalentemente sui servizi legati all'iscrizione e all'immatricolazione degli studenti, il periodo caldo di agosto, settembre e ottobre. Noi adesso contiamo di estendere questi strumenti a un po' tutti gli ambiti di interazione con l'Ateneo, come diceva lei, proprio per via delle peculiarità H24, 7 su 7, 365 giorni l'anno. Allora, ha tanto da lavorare però, perché ci sono 180 corsi universitari, 300 master, 34 corsi di perfezionamento, 37 dottorati, 39 scuole di specializzazione, 5 sedi accademiche, 16 dipartimenti, insomma l'assistente virtuale ha da lavorare. Allora facciamolo lavorare. Assolutamente sì. Grazie al professore Pietro Paolo. Grazie a voi
Arrivederci. Grazie professore, buongiorno a lei. Pietro Paolo Corso è delegato del rettore di progetti straordinari e infrastrutture digitali dell'Ateneo di Palermo. Ci fermiamo ancora, una breve sosta e poi torniamo per parlare di altro. Parleremo della crisi idrica e cercheremo di capire, questa mattina c'è un incontro alla Regione, quali saranno i temi sul tavolo dopo che ieri si è trovato un accordo ad Enna sulla diciamo querelle che girava attorno alla diga Ancipa. Fra pochissimo. Buongiorno Sicilia, adesso abbiamo in collegamento il direttore della Protezione Civile regionale, il dottore Salvo Coscina. Buongiorno direttore. Buongiorno. Buongiorno. Allora, la situazione sembra un po' più serena stamattina dopo l'accordo ieri in prefettura ad Enna tra i comuni dell'Ennese per l'appunto e diciamo quella che era la querelle sulla cessione dell'acqua proprio nel Nisseno. Si è trovato questo equilibrio. Stamattina in regione ci sarà un vertice con il presidente anche della regione Schifani che lo ha voluto. Che cosa possiamo dire? In che direzione si sta andando, considerato che è arrivata anche qualche pioggia e ci dà un po' di respiro? Si sta andando nella direzione di trovare tutti i sistemi per comporre questi conflitti dell'acqua, perché l'acqua sta mancando chiaramente e quindi bisogna fare delle scelte e cercare di riequilibrare. Le nostre scelte sono state sempre quelle dell'equilibrio tra i territori, senza privilegiare Enna, Caltanissetta ma i cittadini. A luglio, ad agosto abbiamo come cabina di regia voluto ridurre proprio le erogazioni dell'Ancipa forzosamente contro il parere dei sindaci e degli organi di gestione, perché sapevamo che il 15 settembre sarebbe finita l'Ancipa e sarebbero stati penalizzati proprio i 5 comuni che protestano. Quindi come cabina di regia abbiamo fatto tutto il possibile per salvaguardare questi comuni, così come sono stati salvaguardati. E lo sono stati. Al momento in cui però c'è stata una grave emergenza dovuta a una rottura di una condotta a Caltanissetta, avevamo ritenuto di dare dell'acqua a Caltanissetta proprio nello spirito di aiutare tutti. Caltanissetta che già aveva mancanza di acqua da una decina di giorni. E quindi questo è stato fatto, è stato ripreso, ci hanno aiutato le piogge, così come avevamo previsto nella strategia di allungare la vita dei bacini per intercettare le piogge autunnali e invernali, e così è stato. A che punto sono i lavori per la realizzazione del bypass che consente, diciamo in qualche modo... Oggi stanno finendo di saldare tutta la tubazione, si tratta di 1,2 chilometri di tubazione in polietileni che sarà saldata oggi, entro stanotte. Domani saranno fatti i collegamenti alla vecchia rete esistente e quindi tutti i pezzi speciali, poi sarà fatto il reinterro. Giovedì sarà reimmessa l'acqua, è una condotta che ha bisogno di diverse decine di ore per essere riempita e l'acqua arriverà a Caltanissetta nella giornata di venerdì notte. Diciamo sganciata però dalla diga Ancipa a questo punto, Caltanissetta e Nisseno. Così come era previsto, era tutto già pianificato non da ora, da giugno. Caltanissetta, la provincia ha trovato tantissimi pozzi nella zona sud di Butera. Questi pozzi, per essere allacciati con uno schema nuovo, non era assolutamente prevista questa cosa nello schema originario di progetto, è stato utilizzato un vecchio acquedotto che è stato fatto funzionare al contrario. Quindi siamo in emergenza e abbiamo adottato ogni soluzione possibile in emergenza, anche le più spinte, perché per dare una risposta ai territori. C'è stato un guasto, come è possibile che ci sia, e ci potrebbe essere un altro guasto, e quella è la decisione di consenso adottato. Che cosa succede adesso, considerato che sono arrivate le piogge? Queste piogge per quanto tempo danno respiro, in modo particolare, sulla diga Ancipa? Guardi, da Ancipa, grazie agli interventi fatti a cominciare da maggio, si sono distaccati tutti i comuni del Nisseno e dell'Ennese, tranne i 4 comuni che sono stati, a cui abbiamo dato anche i finanziamenti per cercare nuovi pozzi. Ne hanno trovati pochissimi, anche perché è una zona geologicamente difficile, e quindi Ancipa servirà in questo momento solo a questi comuni che hanno una vita utile fino a marzo-aprile. Marzo-aprile, però... I grandi invasi della Sicilia, perché in Sicilia tenete conto che non piove da 17 mesi. Gli invasi erano già morti.
E questa siccità, che veramente sta diventando non critica ma drammatica, potrebbe compromettere ulteriormente le condizioni di vita. Però statisticamente sappiamo che in Sicilia piove nella stagione tarda autunno-inverno, così come sta piovendo, e quindi siamo fiduciosi, a meno di un fortissimo cambiamento climatico, che comunque non è da escludere. Noi ci stiamo preparando a peggio, voglio dire che per questi comuni abbiamo già redatto i piani di emergenza che prevedono un approvvigionamento con autobotti. È assolutamente possibile aumentare Troina con gli autobotti, non è possibile aumentare Caltanissetta con gli autobotti. Allora, abbiamo un quadro più chiaro. Lei stamattina è sul campo, immagino sta verificando che cosa sta succedendo sempre per quanto riguarda la crisi idrica. Più tardi sarà presente anche lei alla cabina di regia, si collegherà, immaginiamo, se non sarà direttamente presente sul posto. Sono parevole per collegarmi, siamo sul campo da maggio di quest'anno, anche sabato e domenica per me, questi sabati e domeniche intensi degli ultimi giorni. Capisco che è difficile la situazione, immaginiamo si sta facendo, lei credo, per quello che sentiamo, i rumori che sentiamo sono quelli legati a dei cantieri che con dei mezzi pesanti che si stanno adoperando per risolvere i problemi e i temi di cui stiamo parlando. Allora auguro a lei, dottore Cocina, intanto buon lavoro, grazie per le informazioni che ci ha fornito questa mattina a Buongiorno Sicilia. Ci risentiamo magari nel corso della giornata per avere ulteriori aggiornamenti di quello che succederà poi in cabina di regia. Grazie ancora e buongiorno al dottore Salvo Cocina. Vedo in collegamento adesso, siamo riusciti a recuperarlo, il sindaco di Nicosia, Luigi Bonelli. Sindaco, buongiorno, cerchiamo di sentire anche l'audio del sindaco. No, non lo sento in questo momento e quindi se non riusciamo a sentirlo sarà difficile poi. Allora, ci fermiamo, per adesso il sindaco non ce l'abbiamo, facciamo le pillole di almanacco e poi vedremo di recuperare il collegamento in audio in modo tale da poter sentire anche la voce dei sindaci. Abbiamo sentito prima il direttore della Protezione Civile, vediamo se sono soddisfatti dell'accordo che è stato fatto nella giornata di ieri. Ci fermiamo e dopo torniamo ancora con la crisi idrica. Il 3 dicembre si celebra la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. La giornata viene proclamata nel 1981 e dopo decenni di lavoro delle Nazioni Unite nel 2006 viene adottata la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità per ribadire i principi di uguaglianza e partecipazione alla sfera sociale, politica ed economica, al fine di garantire pari opportunità e assenza di discriminazioni. Anche l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile pone l'attenzione su questo tema, mirando ad un rafforzamento dei servizi sanitari nazionali. Ma sapete cosa sono le smart road? Stiamo parlando delle strade intelligenti dotate di sensori e di dispositivi in grado di rilevare la presenza di pericoli e di segnalarli in anticipo all'autovettura. Queste tecnologie permetterebbero di far risparmiare circa 1,5 tonnellate di CO2 per ogni ora di circolazione in circa 10 km di percorso. Allora, work in progress, andiamo da Marco Amato, intanto per le stelle di oggi. Marco, buongiorno, tazzina interessante buongiorno, oggi. Buongiorno. Molto interessante, allora, degli anni 20 ed è una ceramica di Laveno, è una fabbrica che ha dato moltissimo come contributo artistico e sono tutte dipinte a mano, produzione fieramente e orgogliosamente italiana, Nord Italia questa volta. Marco, cosa dicono le stelle stamattina? Un bel po' di cose. Tra l'altro ti volevo narrare che mi colpiva molto lo scatto in avanti di una cuspide leone vergine, che è molto interessante. Sulle cuspidi si parla in genere sempre poco e male, a mio avviso. La cuspide è un momento di passaggio tra un segno zodiacale ed un'altra, e passiamo in questo caso da un soggetto che questa cuspide la incarna tra leone, quindi una smodata manifestazione dell'io, e vergine, quindi le conseguenze
conseguenze che vengono dopo appunto le manifestazioni a volte un po' eccessive dell'io. Questo concetto lo esprime benissimo André Bourbeau, un astrologo francese dell'Ottocento. Parliamo infatti di Lazza. Lazza è un cantante, io sono sempre fissato con la musica, Angelo lo sai, e dunque adoro scrutare i movimenti dei cantanti e leggerli in chiave stellare, per cui cosa succede? Ebbene, ha annunciato il suo nuovo album Over Re. È un titolo un po' complesso, ve lo dico come si legge, come si scrive, ma quello che è il dato importante è che ha annunciato una serie di concerti, tra l'altro nel periodo che vanno dal 5 al 9 luglio, e inizieranno a Lignano, Sabbie d'Oro, ma soprattutto a San Siro, in quanto finalmente si torna a casa. È stato proprio l'augurio che si è fatto Lazza stesso sui social, annunciando che nella sua Milano riuscirà a fare questo concerto presentando questo nuovo entusiasmante album. Allora, dimmi. Abbiamo comunicazione di servizio in questo momento, credo, per Marco. Immagino di interpretare qual è il suggerimento. Dobbiamo cercare di accelerare per andare poi a collegare anche il sindaco di Nicosia. Andiamo dal sindaco, ci fermiamo qui? Ditemi, datemi conferma. Allora, torniamo da Marco Amato fra non molto. Resta lì, Marco. Stamattina è una mattinata piuttosto, diciamo, movimentata. Buongiorno a Luigi Bonelli, il sindaco di Nicosia. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. La vediamo, ecco, adesso cerchiamo di, ecco, adesso la vediamo meglio, perfetto, il cielo è nuvoloso, promette acqua da quelle parti, magari sarà un segnale buono, no? Speriamo, sabato e domenica ha piovuto e noi la stiamo aspettando proprio come una manna dal cielo. Sindaco, le volevo chiedere che continua a piovere. Sì, le volevo chiedere relativamente all'accordo sottoscritto ieri in prefettura. I sindaci del circondario, siete soddisfatti per quello che è stato raggiunto e per quello che oggi succederà poi in regione anche? Sì, siamo soddisfatti, ringraziamo di questo la prefettura. Siamo soddisfatti anche perché l'accordo è stato possibile grazie alle piogge che ci sono state sabato e domenica e quindi ha permesso che il bacino un pochettino accrescesse dell'acqua e quindi poter dare sostegno alle popolazioni di Caltanissetta e San Cataldo. E poi poter riservare così 400.000 metri cubi di acqua soltanto per i territori di quei 5 comuni ANCIPA dipendenti. Per noi è una necessità. Se non fosse piovuto, se questi 400.000 metri cubi d'acqua non fossero riservati ai nostri comuni, noi fra una decina di giorni saremmo completamente a secco. Mi conferma comunque che in questo momento avete praticamente tolto quello che era il presidio nella Sì, lo abbiamo tolto, per noi è stato un atto quasi necessario, noi lì non ci vogliamo più tornare ovviamente, noi vogliamo che il prossimo futuro non sia più emergenziale, che adesso comincino a esserci veramente delle strategie di sviluppo e soprattutto degli interventi che siano strutturalmente definitivi affinché di queste vicende, di queste emergenze non ce ne siano più. Per quello che le risulta, siccome vedo queste nuvole molto minacciose alle sue spalle, nella giornata di oggi è prevista della pioggia? Io sono tra l'altro proprio a Troina. Sono proprio a Troina, dietro di me c'è la diga, non so se voi la vedete. Sì. Ecco, sì, c'è aria di pioggia, speriamo che la faccia. Allora, grazie, in bocca al lupo per la pioggia che deve arrivare, perché abbiamo bisogno della pioggia e speriamo che l'acqua torni, sia diciamo di nuovo a disposizione di tutti, perché è un bene primario che tutti dobbiamo avere a casa. Grazie. Grazie a voi, grazie per l'attenzione, grazie, buon lavoro. Grazie a lei, grazie al sindaco di Nicosia Luigi Bonelli. Saltiamo dall'acqua, torniamo di nuovo alle stelle con Marco Amato e vediamo quali sono le previsioni per oggi. Marco.
E beh, oggi non è l'acqua, anche se la auspico anch'io, ma è la Terra quello che è in pole position e che vince su tutto. Infatti le signore dello zodiaco, la Luna e Venere, sono in Capricorno entrambe, per cui parlano di sentimenti ed emozioni veramente molto solide, a volte anche pretenziose. Chiaramente i segni di Terra, Toro, Vergine e Capricorno, sono in assoluto i più favoriti. Se va bene ai Terra, va bene anche agli acqua, in particolare i pesci, essendo i depositari del pianeta Saturno, per adesso godono di tutti i pianeti che ci sono in Capricorno, quindi i più fortunati degli acqua sono loro, assieme agli Scorpioni che risolvono molto, un po' meno il Cancro, perché proprio la Luna è opposta oggi al segno zodiacale del Cancro, quindi attenti alle emozioni, allacciatele bene. Gli Aria invece si avvalgono di una fantasia molto creativa e sanno anche come e quando fermarsi. Con Gemelli, Bilancia, Acquario sono tutti di nuovo in fermento, anche se Gemelli pensa un po' più alle relazioni, Bilancia a risolvere alcune pratiche patrimoniali, l'Acquario sempre alle prese con le sue creatività. I Fuoco, che sono un po' in sordina in questa giornata, Ariete, Leone e Sagittario, tentano anche di capire un po' meglio il perché degli errori. L'Ariete per troppa esuberanza, il Leone perché a volte guarda gli altri come dei nemici, ma sono amici, mentre invece il Sagittario che vorrebbe un qualcosa di più per cambiare la sua vita. E detto questo, vi auguro una splendida giornata. Buongiorno Sicilia. Grazie Marco, collegamento altalenante oggi con tante notizie. Esattamente, tante notizie di attualità. A proposito di notizie di attualità, ci vediamo domani Marco. Intanto la Guardia di Finanza di Trapani ha sequestrato 5 società operanti nel settore della distribuzione e della commercializzazione di generi alimentari del valore di mercato stimato in oltre 17 milioni di euro dei rami di azienda corrispondenti a 3 supermercati di Marsala. 6 gli imprenditori indagati, a cui è stata applicata la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale di qualsiasi tipo e uffici direttivi in imprese per la durata di 1 anno. Questa è una notizia dell'ultima ora. Poi ancora i carabinieri del NAS di Catania e della compagnia di Milazzo hanno effettuato una verifica ispettiva igienico-sanitaria presso la farmacia dell'ospedale Fogliani di Milazzo. Ecco, l'attività di controllo ha permesso ai militari dell'Arma di individuare alcune confezioni di farmaci scaduti di validità detenuti in promiscuità con i medicinali regolamentari all'interno degli appositi armadietti della farmacia ispezionata e destinati ai reparti ospedalieri. Il NAS ha quindi sottoposto a sequestro i farmaci scaduti di validità. Adesso torniamo di nuovo ai quotidiani, vado da Emanuela Corsi, in un minuto ci racconterai che cosa? Musica, allora vediamo il resto del Carlino, la prima pagina, i rapper leggiamo che non amano le donne perché fa discutere la scelta di alcuni artisti che saranno a Sanremo, diversi di loro hanno in repertorio canzoni con frasi sessiste, vediamo Fedez, Tony F, Ghe Pequeno ed Emis Killa. E poi velocemente una brutta notizia che riguarda Elton John, lo vediamo su Repubblica, il dramma di Elton, ormai ho perso la vista, ho perso totalmente la vista nell'occhio destro, ha detto, e quella del sinistro è molto limitata, ha raccontato il cantante a margine della premiere mondiale del musical Il Diavolo Veste Prada, che lui ha detto non sono riuscito a vederlo. È un grande, ci ha regalato tantissimi successi, sì. Un grande della musica internazionale. È un pilastro della musica Elton John, quindi insomma ci dispiace. È un peccato davvero, sì. davvero. Parliamo di musica adesso, però musica italiana, perché il 3 dicembre, così chiudiamo la nostra puntata di oggi, del 2011, Tiziano Ferro domina la hit di quell'anno con un grande successo, uno dei motivi canticchiati un po' da tutti, la differenza tra te e me. E noi ci fermiamo qui stamattina, l'appuntamento è a domani come sempre con Buongiorno Sicilia, l'augurio a tutti voi.